Scuole chiuse, ma non mancano le critiche, ad Agrigento in particolare, per la situazione delle strade. Conclusa con successo la manifestazione. L'associazione pulisce il porticciolo di San Leone. Calcio, volley e Fortitudo i nostri servizi. Benvenuti su TVA Notizie, un'altra allerta meteo ed è subito allarme, ma che cosa si fa per evitare i danni? Il nostro servizio di apertura. Ancora un'allerta meteo e ancora ansia tra i cittadini costretti a stare fuori casa per lavoro, perché se le scuole vengono chiuse con ordinanza sindacale non tutte le attività possono essere fermate. E come sempre l'unica cosa che resta da fare è pregare il cielo perché il maltempo eviti danni in una provincia, quella di Agrigento, già abbastanza provata. Per restare nel capoluogo diciamo che la nuova allerta meteo tiene col fiato sospeso gli abitanti dei quartieri, tra cui San Leone, dove si procede a rilento nel ripristinare situazioni passate. È il caso del Viale dei Giardini, del quale TVA Notizie si è occupato diverse volte. E visto che i tompini restano otturati e l'acqua piovana si riversa a fiumi sulle strade, portandosi dietro fango e detriti, sorge il dubbio che al Comune non esiste una rassegna stampa con un addetto che segnali agli uffici competenti le varie emergenze di cui si occupano tutti i giorni gli organi di informazione, come il nostro. Dicevamo delle scuole chiuse, non solo ad Agrigento, ma in diversi comuni della provincia, come a Licata. Ebbene, riguardo la nuova allerta meteo, con le condizioni che abbiamo raccontato, si rafforza il discorso che l'importante è mettersi a posto con la coscienza. E per eventuali emergenze causate dal maltempo è stata attivata una sala operativa di protezione civile presso il Libero Consorzio di Agrigento. L'ex provincia regionale ha attivato tutte le associazioni di volontariato iscritte nel registro di protezione civile. È attivo anche un numero di telefono per le segnalazioni, il 333 6141 869. Per fortuna al momento non si registrano situazioni particolari. Si è concluso con successo ad Agrigento l'appuntamento con Cori in Concordia. Arturo Cantella. Tra gli eventi particolarmente importanti in città si è svolta la 15ª edizione della manifestazione Cori in Concordia. Diversi gli appuntamenti in calendario: alla Valle dei Templi il venerdì presso il Tempio della Concordia, sabato presso la Concattedrale di Agrigento a San Domenico, poi quella di domenica 10 novembre a conclusione presso la Cattedrale. Per l'occasione si è voluto anche festeggiare i 50 anni del sacerdozio del maestro Liberto. Quest'anno, oltre alla partecipazione dei cori storici siciliani, si è esibito durante la rassegna teatrale il coro del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, istituzione musicale di grande valore artistico guidata dal giovane direttore Gianfranco Cambareri. Noi abbiamo accolto con grande piacere l'invito che ci è stato rivolto dal presidente del coro Santa Cecilia, il dottor Beppe Montana, insieme d'accordo con il maestro Giuseppe Liberto. Io ho avuto la gioia di essere presente qui 2 anni fa con il mio coro, il coro Dominicus, e quest'anno mi ritrovo con il coro del Conservatorio Fausto Torrefranca. Il coro del Conservatorio è composto da alcuni allievi, strumentisti e cantanti, e si rinnova ogni anno nei suoi componenti. Di comune accordo con il maestro Liberto abbiamo deciso di strutturare un repertorio che, partendo da Giovanni Pierluigi da Palestrina, potesse dare un assaggio di quello che il repertorio che attraverso i secoli si è formato all'interno della Cappella Musicale Pontificia. Seguiremo per questo alcuni brani di Palestrina, altri di Lorenzo Perosi, il primo direttore del Novecento, Domenico Bartolucci, e per concludere con il maestro Giuseppe Liberto. Era metà luglio e ero passato di qui per andare ad Acireale, dovevo darmi un premio, eccetera. Mentre guardavo la valle e soprattutto il Tempio, mi venne subito l'idea: ma perché, l'ho detto a Peppe Montana, ma perché non dobbiamo fare qui ogni anno
organizzazione, un evento, anzi un evento, però deve essere un evento culturale, non teatrini, cose, eccetera, balletti, eccetera, eccetera, un evento culturale. Cori in Concordia. Abbiamo il Tempio della Concordia, sfruttiamo questo bellissimo nome Concordia per realizzare una concordia tra cori. Però c'erano tre cori fissi, diciamo così, stabili, e poi un coro che invitavamo da fuori. E c'era questa concordanza tra l'esperienza nostra con l'esperienza di questi cori che venivano da lontano. Infatti 2 anni fa mi pare è venuto il coro dell'Università di Lublino, lì dove insegnava Giovanni Paolo II quando era ancora. Per cui, nonostante le grandi difficoltà che in questi anni abbiamo avuto, tuttavia noi stiamo continuando a realizzare questo evento culturale. Un emendamento contro il caro biglietti aerei. Vediamo con Lello Cassesa. In questi giorni abbiamo parlato e scritto del costo elevatissimo delle tariffe, biglietti aerei, ferroviari, bus ed altro, dalla Sicilia verso il resto del paese e l'Europa. Un costo salatissimo che costringe i siciliani e gli isolani in genere a pagare almeno il doppio, addirittura il triplo delle tariffe per spostarsi verso le città italiane ed europee. Contro il caro tariffe dei collegamenti aerei dalla Sicilia al resto del paese sarà presentato un emendamento alla manovra di bilancio per l'introduzione della tariffa sociale. Lo ha annunciato il vice ministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri ai cronisti durante un incontro a Palermo ieri con il provveditore ai lavori pubblici Gianluca Levolella. Federconsumatori Sicilia nei giorni scorsi ha spiegato infatti l'enorme aumento del costo dei viaggi da aeroporti e stazioni ferroviarie italiane a quelle del sud, rilevando come da una comparazione di tariffe si arriva ad un aumento considerevole tra un viaggio prenotato contemporaneamente per date diverse. Le diverse forze politiche hanno iniziato ad occuparsi della vicenda, cercando naturalmente di intestarsi il provvedimento. Da una parte la giunta Musumeci ha raccolto le proteste dei viaggiatori e chiede allo Stato di intervenire per eliminare la marginalità della Sicilia attraverso l'inserimento nella legge di stabilità nazionale di una norma che permetta di abbassare i costi dei viaggi aerei da e per la Sicilia, confidando che il governo nazionale adotti questa norma che aiuterà Sicilia e Sardegna in questa direzione. Impegno che ha assunto il grillino Cancelleri, vice ministro alle infrastrutture, con un preciso emendamento dedicato alle tariffe sociali nella nuova manovra di bilancio dello Stato. Proficuo intervento del WWF al porticciolo di San Leone. Vediamo. Sono stati tanti i cittadini che si sono presentati spontaneamente all'appello del WWF per un'azione di sensibilizzazione rivolta a mantenere pulito il porto turistico di San Leone ad Agrigento nella giornata di domenica mattina. Il WWF Sicilia Area Mediterranea, presieduto dall'architetto Giuseppe Mazzotta, aveva raccolto l'appello dell'attività commerciale Mare Blu per intervenire in quel sito e così, coinvolgendo i ragazzi del Friday for Future di Agrigento e della Nica Ollus in 4 e 48 si è organizzato l'evento. Sono stati raccolti una grande quantità di sacchi di rifiuti divisi secondo il regolamento comunale in vetro, plastica e metalli non differenziabili che il Comune provvederà a ritirare nelle prossime ore. Noi WWF Sicilia Area Mediterranea abbiamo organizzato questo evento perché richiesti dai cittadini di Agrigento e così ci è sembrato utile e fondamentale intervenire in questa opera di sensibilizzazione, perché quando sono i cittadini stessi a chiederti di intervenire vuol dire che, come dire, l'humus funziona, l'humus esiste e noi ci siamo e noi ci saremo col WWF ad Agrigento, a San Leone, al porto turistico a pulire ciò che purtroppo non la natura ma i cittadini hanno abbandonato. Grazie a tutti gli agrigentini.
salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema urbano è uno dei nostri punti più importanti. Noi come Fridays for Future aiutiamo e soprattutto puliamo tutti i posti che vengono maltrattati, dove ci sono discariche e altro, così da dare un segnale forte non solo al comune ma anche a tutta la cittadinanza, che i ragazzi, soprattutto i giovani Fridays for Future, non va bene questa situazione e il degrado ambientale che la nostra popolazione ha causato alla nostra terra. Ci troviamo qui oggi per pulire il porto turistico di San Leone, quindi per dare vita di nuovo a questo porto, al mare, sperando che da domani non ci ritroviamo di nuovo in queste condizioni. Quindi cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti e cercare di mantenere un po' tutto pulito. Pausa per la pubblicità. Il dottor Franco Miccichè viene preferito dagli agrigentini quale nuovo sindaco di Agrigento. E questo il risultato di un sondaggio curato dal giornale online di Agrigento, diretto da Lelio Castaldo, al quale hanno partecipato 2000 agrigentini. Al secondo posto si è piazzato il sindaco uscente Lillo Firetto. L'ex presidente della regione Angelo Capodicasa, festeggiato per i suoi 70 anni in un locale di Agrigento. Arturo Cantella. Ha festeggiato i suoi 70 anni di vita l'onorevole Angelo Capodicasa, già presidente della regione e deputato nazionale e regionale. Una vita dedicata tutta alla politica, con una festa che a sua insaputa è stata una sorpresa per lui, che con la scusa di una riunione politica in vista delle prossime elezioni amministrative in città è stato portato dalla moglie all'hotel di Oscoli, dove ad accoglierlo c'erano tanti amici e perfino un'orchestra che l'ha accolto con l'inno dell'Internazionale. Una festa che ha visto anche la presenza di parlamentari nazionali, vecchi amici di partito come l'onorevole Vladimiro Chisafulli di Enna, il parlamentare regionale di Catania Claudio Fava, Nicola Stumpo, l'onorevole Bottoli di Messina, l'onorevole Di Mauro, Lillo Sodano già sindaco di Agrigento e tanti altri colleghi di partito come Giovanni Panepinto, Vittorio Gambino, Esser Vedova. L'occasione è anche servita, oltre che a festeggiare i suoi primi 70 anni, perché a detta dell'onorevole Capodicasa ha dichiarato che questo è il primo compleanno che lui festeggia, in quanto non era solito mai farlo fino ad ora. Ma il momento è anche servito per dimenticare il grave malore che lo ha colpito qualche mese fa, costretto a stare in ospedale per diversi mesi. L'onorevole Capodicasa ha dichiarato di stare bene e continuare ad occuparsi come sempre fatto nella sua vita politica, dando il suo contributo fattivo. Al termine il taglio della torta, lo spumante con un bel brindisi dai presenti. Si aspettava questa festa così? È stata un'emozione vedere tanti amici? È stato bellissimo, ma non era programmato, nel senso che è stato organizzato da alcuni amici e compagni senza che io sapessi nulla. Mi ha fatto molto piacere, ho visto tanta gente. Anche alla luce di quello che le è successo, della malattia, insomma. Questo diciamo che migliorare in salute va bene per tutte le cose della vita, quindi certo anche per questo. Ecco, parliamo del futuro dell'onorevole Capodicasa, lei è attualmente segretario regionale dell'EU. Cosa c'è dietro l'angolo nella sua vita politica? C'è dare una mano, come ho dato finora, da posizioni diverse ovviamente, non sono più parlamentare, ho rapporti di carattere politico con gli amici, quindi le utilizzerò per fare qualcosa di più positivo. Anche perché ad Agrigento c'è un momento importante politico, a Raffadali, insomma sono le amministrative che decideranno il futuro della conduzione politica di un comune. Non solo ad Agrigento e Raffadali, in provincia di Agrigento votano 7 comuni, ma ce ne sono tanti altri in Sicilia e in Italia sono circa 4.000, quindi un bel testo. Due importanti incarichi affidati dal presidente della regione Musumeci. Vediamo con Lello Casesa. Lo aveva promesso a settembre scorso durante una conferenza stampa dopo le polemiche infuocate in aula per la finanziaria e poche settimane dopo il presidente della regione Nello Musumeci ha formato una task force sui conti della Sicilia,
affidando a 2 diversi soggetti l'incarico con compiti ben individuati. La Kibernets Sicilia di Francesco Paolo Prestigiacomo si occuperà di effettuare un'analisi minuziosa dei residui della regione, mentre a Massimo Giaconia, già conosciuto negli ambienti dell'amministrazione, gli è stato affidato l'incarico per spulciare ai raggi X il bilancio, per individuare eventuali diseconomie ed utilizzare le risorse disponibili nei settori ad alta criticità. Con questo provvedimento il governo intende affrontare l'emergenza conti, la cui situazione potrebbe essere definita tra poco di un mese in occasione del giudizio di parifica della Corte dei Conti previsto per il 13 dicembre prossimo. La società di Prestigiacomo è un consorzio stabile con più sedi sparse in tutto il territorio nazionale, con una consolidata esperienza nel campo e la consulenza ad oltre 1000 enti. Massimo Giaconia, ricordiamo, era stato individuato dal governatore come componente del Consiglio di amministrazione di Riscossione Sicilia, incarico poi bocciato dalla Commissione Affari Istituzionali dell'ARS per l'incompatibilità fra la nomina e il suo ruolo di assessore alle finanze nel comune di Caltagirone, guidato da un sindaco molto vicino al presidente. Ed infatti Giaconia, nello specifico, dovrà fare da commissario alla spending review, il Cottarelli di Sicilia, attraverso un lavoro di chirurgia contabile, cioè dovrà trovare le risorse non utilizzate e quelle spese male per razionalizzare la spesa pubblica regionale in quei settori che necessitano di interventi per favorire lo sviluppo del territorio siciliano. Ci si prepara in questo modo quindi al giudizio di parifica della Corte dei Conti, prima dell'approvazione sul rendiconto 2018 e la successiva approvazione del bilancio consuntivo 2019, recuperando dal lavoro dei superconsulenti le risorse necessarie per coprire il disavanzo della regione siciliana. Stop al servizio di assistenza psicologica negli ospedali di competenza dell'ASP di Agrigento. L'azienda sanitaria guidata dal manager Giorgio Giulio Santonocito non ha infatti approntato le somme necessarie per poter garantire la prosecuzione dei progetti con l'utilizzo dei psicologi borsisti. Si tratta di 37 figure qualificate che svolgono la propria attività in vari reparti degli ospedali e dei presidi sanitari della provincia di Agrigento, occupandosi appunto di utenti affetti da Alzheimer, malattie degenerative o involutive, la cui continuità del servizio è messa a rischio dalla mancata capienza di fondi necessari per il rinnovo annuale. Sulla vicenda interviene il deputato regionale Carmelo Pullara. Il servizio, dice, non può in alcun modo essere messo in discussione. Ho già sollecitato l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento affinché il servizio non venga interrotto e si garantisca la necessaria copertura finanziaria. Il sostegno ai pazienti affetti da patologie come l'Alzheimer o le malattie degenerative o involutive deve proseguire senza se e senza ma, afferma il capogruppo all'ARS di Autonomisti e Popolari. Mi sono già adoperato con l'ASP di Agrigento affinché intanto venga data continuità al servizio, garantendo il rinnovo annuale delle borse di studio per gli psicologi e non creando disagi all'utenza di Agrigento, Licata, Canicattì, Sciacca, Casteltermini, Ribera e Bivona, dove queste figure svolgono la importante opera. Per il reclutamento di queste figure professionali, l'ASP di Agrigento ha autorizzato una graduatoria approvata con atto deliberativo lo scorso anno. L'assegnazione delle borse di studio è stata resa possibile nell'ambito dei cosiddetti progetti aziendali con fondi vincolati, resi disponibili dall'adozione da parte dell'assessorato regionale della salute delle schede progettuali relative all'attuazione di specifiche linee del piano sanitario nazionale. I laureati in psicologia hanno prestato servizio presso diverse sedi distribuite su tutto il territorio aziendale. La politica che funziona e che porta risultati è quella che viene costruita passo dopo passo tramite il continuo confronto tra cittadini e istituzioni. Che sia il modello per il futuro nella nostra amministrazione di Agrigento e per la regione siciliana. Lo dice il deputato Michele Sodano, il quale si dice orgoglioso della giornata sulla sanità siciliana tenuta al caffè letterario Luigi Pirandello. Il prossimo incontro sarà il 15 dicembre sulle infrastrutture che riguardano appunto la sanità. Sistema montante, ci sono degli sviluppi. Vediamo.
Una delle città siciliane perno di potere dell'ex paladino dell'antimafia Antonello Montante sembra assolutamente essere Gela. La città ha sfornato un presidente della regione, l'impianto Eni più importante dell'isola, e attorno al cerchio magico di Montante, proprio in quella zona, si aggiravano imprenditori che ad oggi risultano indagati in un altro filone che riguarda gli affari dell'ex presidente di Sicindustria. Il cerchio, come è noto, ha un raggio di azione molto ampio, ma focalizzeremo questa volta l'attenzione su due imprenditori molto vicini ad Antonello Montante. Si tratta di Carmelo Turco e Rosario Armarù. Stando alle cronache dell'estate del 2018, l'Eni pare abbia bloccato o rescisso i contratti di appalto e di lavoro nei confronti delle aziende dei due imprenditori vicini a Montante. Dalle carte di Caltanissetta sembrerebbe che questi imprenditori, insieme ad altri, avessero sovvenzionato illecitamente, attraverso la spinta di Antonello Montante, la campagna elettorale delle scorse elezioni regionali dell'ex governatore Crocetta. Ma questa è storia nota, come sono note le dichiarazioni dell'ex sindaco di Gela, che respinge categoricamente le accuse. Per comprendere meglio le dinamiche che univano gli imprenditori Turco e Armarù e l'ex paladino dell'antimafia per l'ottenimento di appalti da parte di Eni, è necessario dunque scandagliare i rapporti esistenti tra gli imprenditori di Serra di Falco con i vertici dell'ente nazionale di idrocarburi. Le attività tecniche di indagini afferma e fa emergere in particolar modo gli stretti legami di Montante con Emma Marcegaglia, presidente Eni, Giuseppe Ricci, dirigente Eni, e Salvatore Sardo, ex presidente del settore refining, nonché Bernardo Casa, ex amministratore delegato della raffineria di Gela. Antonello Montante poteva permettersi di chiamare il presidente dell'Eni in orari non lavorativi. Il 2 marzo del 2016, durante una conversazione telefonica, l'ex capo di Confindustria Sicilia e la Marcegaglia dialogavano in merito al sostegno per l'elezione ai vertici dell'associazione industriali del presidente dell'Eni, Vincenzo Boccia, che poi effettivamente è stato eletto al posto di Squinzi. Ma a quanto pare il petrolchimico di Gela ad Antonello Montante faceva gola per i propri interessi personali attraverso la Terranova di Sicilia SRL. Nel 2013 la Petroltecnica SPA, che rappresenta attraverso i suoi lavori nelle raffinerie di Milazzo, Priolo e Gela, avrebbe vinto un appalto nel petrolchimico Nisseno. Alla gara d'appalto vinta sarebbe stato proposto alla raffineria, attraverso l'ingegner Bernardo Casa, di realizzare una piattaforma al fine di stoccare e di non far circolare i rifiuti per il territorio. Per la realizzazione e la gestione della piattaforma necessitava di un partner locale ed affidabile, e chi meglio di Montante poteva consigliare all'imprenditore Mario Pivi, socio della Petroltecnica SPA, il partner giusto per i suoi affari a Gela. Montante, che per l'occasione si sarebbe fatto accompagnare da Ivan Lobello, ex presidente di Union Camere. I due si sarebbero mostrati interessati alla faccenda. Proprio il manager Pivi avrebbe chiesto spiegazioni circa il fatto che i due non fossero però presenti in modo palese nella Terranova Sicilia SRL, ma avessero interposto una fiduciaria. Stando alle indagini, insomma, la risposta sarebbe stata che era preferibile che la società non fosse direttamente a loro riconducibile, poiché, pur avendo molti amici, avevano anche molti nemici. Ultima pausa per la pubblicità. E siamo giunti allo sport. Carmelo Lentini ci parla della vittoria dell'Acragas, poi Torino Butera su Casteltermini San Vito Lo Capo, Lello Casesa per il volley e infine Arturo Cantella sulla vittoria della Fortitudo. A conclusione di una gara giocata senza esclusione di colpi, l'Acragas si aggiudica il derby con la Pro Favara, con il più classico dei risultati, 2-0. Gara gagliarda, combattuta al limite del regolamento, 3 espulsioni e grande tifo sugli spalti, sia in curva nord, occupata dai tifosi di fede giallo-blu, che in quella sud affollata dai supporters biancazzurri. I primi minuti di grande studio, ma che registra una prima azione da gol per l'Acragas al 10° con Gambino, il quale manca la marcatura tirando fuori da ottima posizione. Al 31° un traversone tagliato di Sant'Angelo in area avversaria pesca il giovane brasiliano Emerson Piloneto, che di testa supera il portiere Chimenti. Con questo risultato si chiude il primo tempo. Nel secondo, per un'entrata dura su Mannina,
viene espulso il giocatore ospite Alou, che lascia così la propria squadra in inferiorità numerica. Al 70° Sant'Angelo manca l'occasione per raddoppiare, mentre Iannello di testa sfiora il pari all'84° con Paterniti bravo a sventare il pericolo. All'85° Sant'Angelo riceve un assist in piena aria e chiude la gara con un gol molto bello. Al 90° uno scontro duro sul rettangolo di gioco costringe l'arbitro ad espellere contemporaneamente un giocatore per parte. La seconda posizione con 21 punti, a 6 dal Dattilo che di punti ne ha 27, mentre la Pro Favara rimane a 10. Classifica immutata nelle prime posizioni con il Dattilo che ottiene la 9ª vittoria di fila sul campo di Marineo. Rispondono bene sia l'Akragas che il Canicattì, quest'ultimo che è andato a violare il rettangolo di Monreale. Era una partita molto sentita, forse più da parte di loro che da parte nostra. Certo è sempre un derby, però vedo che a Favara l'hanno caricato in maniera esagerata, come se giocassero la partita della vita. Addirittura quest'estate si vociferava che se l'Akragas non avesse partecipato all'eccellenza forse il Pro Favara non si iscriveva, quindi non capisco tutta questa, come dire, suggestione su questa partita. Per noi era una partita importante come era quella con la Cefaledium, con l'Alcamo, per cui sapevamo di trovare una squadra che avrebbe giocato più a calci che a calcio, purtroppo così è stato, anche se va fatto complimenti al Favara perché comunque annovera tra le sue fila giocatori di un certo calibro, tra tutti Mariano Cordaro che in alcuni momenti ci ha impensierito, però devo dire che oggi la squadra è stata molto quadrata e ritengo che abbiamo legittimamente vinto una partita dove qualche frangente è normale che si poteva rischiare qualcosa, però non ricordo particolari parate di Paterniti, mentre qualcuna del portiere di loro la ricordo, per cui ritengo che siano 3 punti molto importanti contro un avversario difficile, un derby sentito anche dai nostri tifosi, giustamente poi non accettiamo che vengano persone a casa nostra a fare fenomeni, quindi ci dobbiamo fare rispettare quantomeno, per cui prendiamo questi altri 3 punti, ci distacchiamo da quelli che stanno dietro, teniamo testa al Dattilo che ha vinto al Marineo e continuiamo la nostra corsa. Miglioriamo quando migliora la squadra, no? Quando magari siamo supportati dalla squadra, che come caratteristiche non è che abbiamo quella cosa di andare dietro, pigliare la palla magari tra le linee e fare qualche giocata. Noi siamo più prime punte, è normale che magari col fatto che la squadra si alzi di quei 20-30 metri e si avvicina più alle punte, per noi è più facile dialogare o comunque ricevere più palloni, che nel momento in cui ti arrivano magari più palloni giocabili riesci a giocare un po' più con la punta. Poi noi dobbiamo ancora migliorare perché ancora manca tanto, però le vittorie ci aiutano ad affrontare le settimane, gli allenamenti comunque col piglio giusto, perché come sappiamo bene la vittoria porta vittoria, ma porta serenità per poter lavorare e affrontare bene ogni partita, ogni settimana, quindi oggi era importante continuare a vincere. Io ho detto ai ragazzi che avevamo fatto una torta in queste 2 partite, ora mancava mangiarla e ci siamo riusciti, quindi è giusto che ci godiamo questa vittoria. Al termine di Empedoclina Nissa, finita 3-0 per l'Empedoclina, siamo col tecnico dell'Empedoclina Angelo Mercante, mister Mercante, dopo una serie di infiniti pareggi, anche meritati perché l'Empedoclina avrebbe meritato di vincere, finalmente una vittoria bella e convincente. Sì, hai detto bene, finalmente una bella vittoria. Ci voleva perché questi ragazzi, come ho detto in tantissime altre occasioni, lavorano tanto e quindi ci voleva per il morale, ci voleva pure per la classifica. E andiamo a affrontare una settimana con più serenità. Dopo un primo tempo dove la Nissa nei primi minuti aveva messo in difficoltà, poi avrete preso le contromisure e poi siete usciti benissimo fuori alla distanza. Sì, i ragazzi tenevano bene palla, a parte i primi minuti dovevamo un pochettino così sistemarci, prendere le misure all'avversario, poi tenevamo bene palla, abbiamo tutto il campo, eravamo sempre sotto linea del pallone. Che dire, i ragazzi comunque siamo sulla buona strada, dai, ci siamo. Siamo con Pietro Curabba al termine di Empedoclina Nissa. Pietro, un gran bel gol e il 2-0 che ha messo in ghiaccio la partita. Bella prestazione, finalmente dopo tanto tempo mi sono sbloccato. Ora pensiamo ad allenarci bene, pensiamo alla prossima domenica perché abbiamo una partita molto importante dove dobbiamo vincere a tutti i costi. Contro chi giocate domenica? A Villabate. Quindi a Villabate, vincendo a Villabate vi toglierete dalle sabbie mobili della bassa classifica, sì, che ormai con la vittoria di oggi non c'è più.
Certo che ci togliamo da laggiù perché non è il posto dove meritiamo di stare, perché abbiamo perso tanti punti in questo tragitto. Ora speriamo che vinciamo e andiamo avanti così. Finalmente! Bellissima vittoria della SEAP dall'Icardillo Aragona nella quarta giornata del campionato di Serie B1. Il sestetto di Luca Secchi al Palasport di Agrigento, gremito di pubblico e tifosi, ha battuto nettamente 3-0 la squadra del Chieti con questi parziali: 25-18, 25-14, 25-16. Migliore in campo Ramona Ricò. Le biancazzurre hanno meritato il successo grazie alla loro tecnica e soprattutto alla loro esperienza. È stata la migliore partita tra quelle giocate e disputate, ha dichiarato il presidente Nino Di Giacomo. I 3 punti permettono alla squadra di rimanere in testa con 12 punti. Abbiamo fatto una settimana di alto livello, perché sapevamo di affrontare una squadra di classifica alta dove la partita sarebbe stata difficile, quindi la nostra concentrazione è andata molto su questa gara. In più, giocando in casa hai sempre è casa tua, quindi sei ancora più determinata nel fare belle prestazioni. La nostra partita secondo me è stata una bellissima partita, sempre come diceva Luca, di squadra. Abbiamo giocato veramente di squadra, ci siamo aiutati anche in momenti di difficoltà e ci sono stati spazi secondo me veramente di ottimo. Noi rappresentiamo oramai più un blasone perché abbiamo un passato con la Serie A, abbiamo il nome di una squadra costruita per fare il salto di categoria e non sarà facile, credetemi, perché andare specialmente fuori casa, andare in campi che sono al limite proprio dell'omologazione. Noi sabato abbiamo sofferto tantissimo a Torre Annunziata perché c'era un campo molto stretto, le ragazze non abituate a queste misure non riuscivano a fare le battute come loro sanno fare. Avete visto stasera che una chiave importante oltre che al muro sono state le battute, il servizio che quando entra taglia le gambe a tutte le ragazze che stanno là a ricevere, quindi noi siamo soddisfatti e già pensiamo a martedì al ritorno per lavorare, per fare bene a Isernia, perché anche là è un altro campo che bisogna andare, ecco, non a passeggiare, non in maniera sufficiente, ma in maniera determinata e in maniera preparata e concentrata. Vince e convince la Fortitudo Moncada nella sfida di domenica sera contro il Latina. Una partita bella, rapida, agguerrita, una Fortitudo Agrigento da applausi, quella che ha vinto contro il Latina. I biancazzurri, allenati dal coach Cagnardi, hanno vinto imponendosi con il punteggio di 91-71, una partita probabilmente mai messa in discussione. Agrigento ha dominato e ha portato a casa punti fondamentali. La Fortitudo Agrigento parte con il piede giusto, non lasciando spazio alle incursioni del Latina. I biancazzurri aprono i punti con un super Lorenzo Ambrosinni, i suoi canestri, dell'immediato vantaggio. Nel secondo periodo di gioco è ancora la Fortitudo Agrigento a lasciare poco spazio. Angelotti prova a scuotere i suoi, ma i biancazzurri si affidano alle spalle giovani di Samu Moretti, punti schiacciati, a una difesa importante. Il Palamoncada applaude il numero 33 di Agrigento. Nel terzo periodo di gioco il Latina a trovare subito i punti. Musso e McGuay provano a recuperare lo svantaggio, ma il coach Cagnardi carica James e lui risponde a suon di canestri. Chiarastella intercetta un pallone pericoloso, ma De Nicolao sciupa. L'americano trova una tripla giusta e fissa il momento. Da 5 a 47 punti anche per uno scatenato Lorenzo Ambrosinni. Latina risponde con Cassese tripla. Il terzo periodo si chiude con un punteggio di 72 a 53. Ruggito di De Nicolao nell'ultimo quarto, canestro e ancora vantaggio per la Fortitudo, una tripla di Pepe Agrigento non si ferma più. I biancazzurri non sbagliano un colpo e chiudono la partita conquistando dei punti importantissimi. La squadra di Cagnardi appassa brillante, attenta, centrando così la seconda vittoria di fila.
Da parte nostra una brutta partita, da parte degli avversari molto buona a mio avviso. Direi l'inizio, appena entrati in campo avevamo la faccia giusta, poi abbiamo iniziato a sbagliare cose semplici, abbiamo iniziato a perdere palloni, è cresciuta molto Agrigento, sono davvero stati bravi perché hanno cambiato e ci hanno messo in difficoltà, siamo stati lì battuti in quel momento, in quei primi 2 quarti, dove abbiamo perso 14 palloni nei primi 2 quarti e abbiamo sbagliato tantissimo, sia da sotto sia nei tiri liberi. Poi non siamo mai riusciti a rientrare, ma grandi meriti vanno da Agrigento per la partita che ha fatto, bisogna riconoscerlo e fargli i complimenti. Non guardo tanto al punteggio perché potrebbe sembrare una partita anche semplice e non è stata per niente. Non è stata per niente perché tutto sommato, pur arrivando da una vittoria fuori casa in un derby, in un momento non semplice anche di appannamento fisico, non c'era una bellissima atmosfera attorno alla squadra e questa è una cosa che un pochettino mi aveva anche rammaricato personalmente. I ragazzi hanno lavorato tantissimo in settimana, è stata una settimana non semplice per noi perché chiaramente volevamo aggredire il momento non negativo, però non ci piacevano gli alti e bassi che avevamo sia nell'allenamento che in partita, non ci piaceva il calo di energia che avevamo avuto. Sentivamo anche le gambe un pochettino pesanti, ma consapevoli del fatto che poi tutto parte sempre da qua, quindi abbiamo provato a fare una settimana anche anomala, anche diversa dal punto di vista della tensione nervosa. È stata una settimana abbastanza complicata e personalmente sono anche un pochettino provato e hanno reagito molto bene e di questo sono veramente contento. Si meritavano una partita così, dovevamo assolutamente trovare il modo di vincerla per 1000 ovvi motivi. Vincerla giocando così chiaramente è anche un premio al loro lavoro, al loro sacrificio, parlo di loro, interessa relativamente il mio di lavoro. Hanno giocato molto bene in attacco e soprattutto hanno giocato una partita difensivamente molto accorta, molto attenta, perché non era una partita dove noi avevamo puntato solo sull'energia, che è già molto, ma avevamo anche provato a costruire una partita difensiva su determinate scelte e considerato che il nostro limite fino ad oggi era stato appunto il rimanere focalizzati sulle cose un pochettino più difficili, più diverse, il fatto di esserci riusciti con costanza invece è stata veramente una cosa positiva. È chiaro che detto questo è una giocata così, domenica arriva Torino, è uno squadrone, una squadra costruita per arrivare in fondo e provare a vincere il campionato. Come ho detto, i ragazzi stanotte si divertano, brindino, festeggino fino all'ora che vogliono, non me ne può fregare niente, però da martedì mattina si comincia a pensare a Torino perché è l'unico modo per crescere. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.